Si sono dati appuntamento in comune con la stampa il sindaco di Portogruaro Maria Teresa Senatore e l'avvocato Serenella Giacomel per commentare la richiesta di risarcimento ottenuta dal Tribunale di Pordenone di 50.000 euro dopo il processo che ha condannato Fabio Gaiatto, il trader della mega truffa da oltre 70 milioni di euro, a 15 anni e mezzo di reclusione. Una magra soddisfazione per la prima cittadina, ben consapevole che al momento quella somma di denaro rispetto a quanto truffato dal principale imputato della Venice Investment Group arriverà molto tardi nelle casse del comune, oppure, vista la situazione nebulosa, rischierà di perdersi. Ma intanto un piccolo passo verso quei cittadini che hanno perso tutti i propri risparmi c'è stato. Vede, non è indispensabile questo, noi non abbiamo voluto assolutamente fare speculazione, non era questa l'idea. Il riconoscimento, che tra l'altro è un riconoscimento preliminare perché sono in via preventiva individuati 50.000 euro, stanno a dire che il comune di Portogruaro nella totalità dei suoi cittadini ne ha avuto anche un danno economico. In merito al danno e alla cifra destinata al comune, parte civile, ricordiamolo nel processo, l'avvocato spiega che l'amministrazione non poteva richiedere il danno di natura non patrimoniale, non avendo questi ultimi effettuato alcun affidamento in denaro. Questo è appunto il vero problema di questo procedimento, perché una parte del denaro è stato rintracciato attraverso gli acquisti degli immobili, attraverso il recupero di qualche conto corrente, la grossa parte purtroppo ancora non si trova.